Iniziamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuando sempre con le nostre catechesi riguardo la Santa Messa, l'ultima volta stavamo parlando sull'offertorio. Non eravamo arrivati ancora propriamente a vedere le offerte in se stesse, ma piuttosto tutto l'intorno che c'è all'atto dell'offertorio. Avevamo detto che il Signore cerca di presentare la Santa Messa come se fosse un banchetto, come l'ultima cena. E noi avevamo fatto la comparazione di come quando noi entriamo in confidenza con un'altra persona, con un'altra famiglia, il modo di dirgli che abbiamo questa fiducia verso di loro è invitarli a pranzo, a cena, cioè a condividere il cibo, perché non è semplicemente qualcosa di esterno. Il mangiare lo stesso cibo vuol dire che abbiamo non soltanto gli stessi gusti, ma le stesse idee, gli stessi pensieri, la stessa conoscenza. Ed è perciò abbiamo detto che il Signore vuol fare appunto l'ultima cena nel contesto di un banchetto che prepara soltanto Lui, ed è Lui che ci invita a partecipare a quest'ultima cena, come per dire che Lui ci invita a qualcosa di molto più profondo. Perciò che nel tempo di San Paolo, per esempio, anche viene scritto nel Nuovo Testamento, non si poteva condividere il tavolo con i pagani perché loro mangiavano delle cose che erano offerte alle divinità, ai pagani. E quindi uno dice: che c'entra, stai mangiando? No, perché erano offerte alle divinità, quindi il mangiare quelle cose era come condividere il loro credo. Quindi quando arrivano le offerte davanti all'altare, il sacerdote le riceve, cioè sia il pane e il vino, con una piccola preghiera che normalmente la dice a voce alta quando non c'è il canto dell'offertorio. Prendendo il pane dice: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E tutti rispondono: benedetto nei secoli. E lo stesso fa con il vino. E quindi che cosa dice questa formula? Dice che noi offriamo al Signore, è vero sì, i frutti della terra, però quei frutti della terra sono stati elaborati con il lavoro dell'uomo. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo, dopo dirà frutto della vite e del lavoro dell'uomo, cioè non li portiamo al Signore le offerte così naturali come crescono dalla terra, non le abbiamo portato la farina e i grappoli d'uva, le portiamo il pane già fatto dalle mani dell'uomo e le portiamo anche il vino, il frutto della vite. Quindi questo significa che noi consegniamo al Signore con il pane e il vino tutta la nostra vita e tutte le nostre fatiche. E Sant'Ireneo dice che questa offerta che noi facciamo al Signore non significa che Lui abbia necessità di ricevere qualcosa da noi. Non è che noi gli offriamo il pane e il vino perché il Signore gli servono questi doni. Non gli serve nulla al Signore. Infatti Lui ha utilizzato il suo Figlio per offrirlo, non gli servono le nostre opere. Noi offriamo questo pane e questo vino perché questa offerta serve a noi. Questo gesto, dopo vedremo perché, serve a noi approfitta questo sacrificio. Quindi non offriamo a Dio perché abbia necessità,
ma noi abbiamo necessità che Dio possa santificare quei doni e santificarci a noi. Perché noi offriamo quei doni e noi, come vedremo, siamo rappresentati da quei doni siamo noi. Quindi offriamo, abbiamo detto, il frutto della terra, il frutto del lavoro dell'uomo, il frutto del sudore dell'uomo, per indicare come il sacrificio della Santa Messa, la Santa Messa, non è un'azione soltanto di Dio. Noi l'abbiamo detto l'altra volta quando abbiamo ricordato che il sacerdote dice: pregate, fratelli, perché il mio è vostro sacrificio. Quindi all'offrire a Dio i doni che sono anche frutti della terra, però elaborati dalle mani degli uomini, stiamo dicendo che nella Santa Messa, l'opera della Santa Messa non è un'opera unilaterale, cioè soltanto il sacerdote che celebra. Questo dobbiamo essere attenti, lo abbiamo detto pure altre volte, quando noi andiamo a chiedere una messa, cioè io vado a pagare una messa, il sacerdote la deve dire: guarda che tu devi partecipare a quella messa nella misura del possibile, sarebbe il meglio, perché le grazie che arriveranno al tuo defunto arrivano tramite la tua devozione. Non è che solo il sacerdote dice la messa e basta. Quindi quando noi offriamo questo pane e questo vino, stiamo dicendo che ci offriamo noi stessi. Lì parte un'opera nostra, un prodotto alle mani dell'uomo. E questo vuol dire che noi ci vogliamo offrire insieme a questi doni. Perché offriamo questo pane e questo vino? Perché abbiamo detto già, è il sostento della vita dell'uomo. È la parte principale, sono il pilare della vita dell'uomo, le fondamenta della vita dell'uomo. E anche dobbiamo dire che, come continua dicendo Sant'Ireneo, tutto questo che noi offriamo al Signore costituisce un omaggio che noi offriamo al Signore. Un omaggio che, ripeto, è già suo, le stiamo offrendo qualcosa che gli appartiene, chiedendo al Signore che lo santifichi e basta, che ci santifichi. Si domanda qual è il motivo e la ragione per le quali noi dobbiamo presentare a Dio queste offerte, questa primizia della vita dell'uomo. Perché dobbiamo offrire il pane e il vino che significano anche la vita dell'uomo? Perché, e questo lo fa il Signore anche durante la vita pubblica, per ricevere la vita da Dio, noi veniamo alla Santa Messa per ricevere vita, dobbiamo offrire quello che simboleggia la vita per noi. Quindi il Signore ci scambia vita per vita. Offriamo pane e vino, che è il sostento umano dell'uomo, riceviamo quel pane santificato nella trasustanzazione, no? Cioè il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Voi pensate anche quando Gesù ha conosciuto gli apostoli per prima volta, San Pietro e tutti gli altri, li ha fatto da pescatori di pesci, li ha fatto diventare pescatori di uomini. Diciamo che ha cambiato pesce per pesce, pesce per uomini. Qui stiamo dicendo vita per vita. Di fronte a quell'uomo ricco, il Signore le offre la ricchezza più grande che era il cielo, ricchezza per ricchezza molto più grande. È perciò che noi offriamo questa materia che indica vita e, come abbiamo detto, simboleggia, è simbolo della propria vita e abbiamo detto è simbolo del lavoro dell'uomo, per indicare che la Santa Messa, nella Santa Messa noi abbiamo una parte attiva, molto attiva. Quindi il pane e il vino rappresentano noi, rappresentano la nostra consegna a Dio, con i nostri sacrifici, con il sudore della nostra fronte, con le nostre sofferenze, con la nostra croce. Ricordatevi quello che abbiamo detto l'ultima volta, quando il Signore fa il miracolo nelle nozze di Cana, che noi abbiamo detto: perché il primo miracolo il Signore lo fa
in mezzo a uno sposalizio, poteva fare qualcosa di più spirituale, ha fatto diventare l'acqua in vino. Dietro quel miracolo il Signore indica che dietro al vino e al pane c'è un grande sacrificio. Quelle uve che sono state pigiate nel torchio, anche i chicchi di grano. E questo che vuol dire? Che noi ci offriamo con tutte le nostre sofferenze, come abbiamo detto, e noi ci offriamo anche per riparare i nostri peccati, per riparare i nostri peccati. E voi pensate, noi non ci possiamo offrire in prima persona sull'altare, abbiamo bisogno di segni che ci rappresentino. Nell'Antico Testamento facevano dei sacrifici con degli animali, con dei capri, con degli agnelli. Infatti Gesù è l'agnello di Dio. Perché? Perché loro non si potevano sforzare da soli per offrirsi in sacrificio a Dio. Dovevano rappresentarlo in qualche modo. Bene, la stessa identica cosa noi facciamo quando offriamo il pane e il vino. Come noi non ci possiamo offrire noi stessi affinché essere sacrificati sull'altare, offriamo qualcosa che ci rappresenti, frutto della terra e del lavoro, quello che ci rappresenta, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. E quindi con quell'offerta noi chiediamo al Signore che siano perdonati i nostri peccati. Il sacrificio dell'uomo verso Dio qual è? Il più grande, il martirio, i martiri che hanno dato la vita per Cristo. Però Dio non chiede a tutti il martirio. A molti gli chiede una morte goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, che alle volte è più meritevole di quella del martirio, che avviene un momento e basta. Quante persone devono portare un martirio quotidiano? E quindi il Signore ci insegna tutti i giorni tramite le offerte a morire a noi stessi giorno dopo giorno, cioè a imparare ad offrire a Lui tutto quello che in noi causa morte e, ripeto, le nostre croci, le nostre incomprensioni, le nostre sofferenze, tutto quello dobbiamo imparare a offrirlo nel momento nel quale si porta il pane e il vino verso l'altare. Perciò che si raccomanda sempre di non trascurare questo momento dell'offertorio, che si potrebbe anche fare la messa senza l'offertorio, senza questa immagine. Il sacerdote potrebbe direttamente cominciare dall'altare, prendendo il pane e il vino. Però è così importante questo simbolo, questo segno, che si chiede con insistenza di non lasciarlo. Perché è il momento nel quale i fedeli partecipano cioè si vede la parte sacerdotale anche vostra. Voi state offrendo, il sacerdote sta offrendo, ma anche voi state offrendo e anche voi vi state offrendo a voi stessi, a Dio. E quindi il Signore ci insegna già da adesso a cominciare a morire piano piano a tutto quello che è il peccato, a tutto quello che non è Dio. Al punto tale che quando arriverà il giorno della nostra morte, la morte abbia poco lavoro da fare in noi. Ormai siamo quasi morti a noi stessi, ai nostri capricci, al nostro egoismo, ai nostri peccati. Quindi la nostra offerta deve essere totale, così come è totale l'offerta che si presenta davanti all'altare. Non offriamo un pezzo di pane e dopo andiamo e lo riprendiamo un'altra volta, non offriamo il vino e dopo lo prendiamo un'altra volta. Quello che resta lì, resta lì. Quindi noi ci dobbiamo offrire con il nostro corpo, con la nostra anima, con la nostra mente, le nostre intenzioni. Tutta questa offerta ha un carattere santo e ha un carattere sacro. Perciò che, così come io dico, non possiamo rubare a Dio quello che le abbiamo offerto, è suo, le appartiene, è consacrato, ricordiamoci che ogni volta che noi usciamo dalla Santa Messa e andiamo a casa nostra, dobbiamo pensare, noi siamo stati consacrati al Signore, completamente, tutta la mia persona è consacrata a Lui, i miei membri, perciò che dice San Paolo, già non sono io che vivo in me, ma è Cristo che vive in me.
E quindi siamo qualcosa di sacro anche noi. Se vi ricordate quando abbiamo parlato dei paramenti del sacerdote, ci sono dei paramenti che indicano la purezza con la quale il sacerdote deve salire sull'altare. Quando lui si mette il camice, dice una preghiera dove parla che io devo essere bianco come questo calice perché vado a trattare con le cose sacre. Ma non deve essere una cosa che finisca durante la Santa Messa e quando lui si toglie il camice già diventa un'altra persona, una cosa che deve continuare durante il giorno. Lo stesso le persone che si offrono insieme alle offerte del pane e del vino. Sono consacrate al Signore. Siamo divinizzati dal corpo e sangue di Cristo. Anche noi ci immoliamo con queste offerte. Quindi l'offerta del pane e del vino tante volte ci ricordano l'immagine dell'incarnazione. Voi pensate che Cristo, quando si incarna, prese un corpo, lo separa da tutti gli altri corpi umani, prese un corpo e lo utilizza per sacrificarlo. È consacrato dal momento della sua concezione. È sacerdote dal momento della sua concezione. Quindi questo che ci indica che anche noi ogni volta che ci offriamo insieme al pane e al vino, offriamo al Signore tutta la nostra vita e tutto il nostro corpo. E questo deve essere qualcosa da ricordare soprattutto quando finisce la messa. Un altro segno da tenere presente, no? Dopo che il sacerdote prende il pane, lo offre al Signore, benedetto sei tu Signore, prende il vino, lo offre al Signore, con tutto il significato che ha, il sacerdote fa un gesto che alle volte è difficile di capirlo, di guardarlo perché o è lontano, un gesto molto semplice e veloce, aggiunge una goccia d'acqua all'interno del calice. È un segno insignificante, perché cioè che non ha nessun tipo di significato, perché non è che cambia il vino, non è che il vino non è più vino perché tu hai aggiunto una goccia d'acqua. Era qualcosa che si faceva anche nell'antichità, anche nell'ultima cena, quando si celebrava la Pasqua tra gli ebrei, tra i calici che si passavano nell'ultima cena, nella Pasqua degli ebrei, si aggiungeva anche un po' d'acqua. E quindi la Chiesa ha continuato questo rito già dal I secolo d.C. San Giustino parla di quest'acqua unita al vino, che rappresenta tante cose. La prima cosa che rappresenta, che può rappresentare, sono le due nature di Gesù, la natura divina e la natura umana. La natura divina che viene rappresentata dal vino, che ha gusto, sapore, ci dà forza, ci dà gioia, e la natura umana, la nostra, che è come l'acqua, debole, insipida, incolora, che senza quell'unione con Cristo non può far nulla. Però la goccia, anche che viene mescolata con il vino, ci ricorda il costato aperto di Gesù, che come dice il Vangelo uscì acqua e sangue. Acqua e sangue. E il Papa San Alessandro nel 121 d.C. conferma con una regola liturgica, in una delle sue lettere, che si deve mischiare l'acqua con il vino. E lui dice che questo rappresenta l'acqua e il sangue che uscirono dal costato aperto di Gesù. E tutti i padri della Chiesa hanno visto in questo segno, cioè in questo segno nel quale esce acqua e sangue dal costato di Gesù, l'origine, l'immagine più visibile dei sacramenti. Perché l'acqua rappresenta il primo di tutti i sacramenti senza il quale non possiamo far nulla, e il vino rappresenta l'apice, il culmine di tutti i sacramenti, che è l'Eucaristia, e che contiene tutti gli altri sacramenti. Voi pensate,
Tutti i sacramenti si possono fare all'interno della Santa Messa. E tutti i sacramenti senza l'Eucaristia non hanno nessun senso. L'acqua anche è un simbolo del popolo fedele. San Cipriano diceva che così come l'acqua unita al vino non la possiamo separare più, cioè non possiamo fare più nulla per cercare quella goccia e separarla un'altra volta dal vino, è impossibile. Così la Chiesa unita a Cristo è una sola cosa e non possiamo separare quell'unione tra Cristo e la sua Chiesa. Quell'acqua che si mischia, dice anche Sant'Efren, con il calice, con il vino, ci rappresenta anche a noi e rappresenta la Chiesa. È interessante perché anche qui uno potrebbe pensare ogni volta che partecipa alla messa, no? Quella goccia siamo noi. E noi, senza di Gesù, senza unirmi a Gesù, non sono nulla, cioè sono come quella goccia, insignificante, insipida, incolora, insapora, che non conta nulla. Però se il cristiano si abbandona, cioè si butta e si lascia cadere in Gesù, nel calice, può far tutto. Se io sono unito a Lui e mi sforzo per unirmi a Lui, posso fare tutto. Infatti il sacerdote, quando utilizza l'acqua, lui dice questa preghiera: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra condizione umana. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina, con la vita di Gesù. Quindi l'acqua unita al vino è segno della nostra partecipazione alla vita divina. L'acqua rappresenta la nostra debolezza, il vino rappresenta Dio. E come vi dicevo, no? Noi dobbiamo sperimentare questo abbandono in Dio, cioè per abbandonarmi in Dio e lasciarmi cadere come quella goccia, io ogni giorno devo fare degli atti di abbandono. Cioè mi devo tante volte buttare sul vuoto facendo atti di fiducia in Dio, credendo nella provvidenza, credendo che Dio non ci abbandona, credendo e sperando contro ogni speranza. Però per far questo io mi devo lanciare al vuoto. Pensate per esempio quando Gesù chiese ai discepoli, sempre le chiedeva ai discepoli delle cose che erano molto difficili da fare. Una volta le chiese ai discepoli di dare da mangiare a 5.000 uomini. E mentre loro si lamentavano dicendo come faremo questo, è impossibile, non basterebbe tutta questa quantità di soldi, dobbiamo andare in città a prendere. Mentre loro si lamentavano, zitto zitto, un bambino passava in mezzo a loro, gli discepoli avrebbero guardato come dicendo questo, con 5 pani e 2 pesci. Dopo 3 giorni di caldo come questo qua, quindi immaginate come sarebbero quei pesci, quei pani. Peggio ancora. Quindi mentre loro si lamentavano, Gesù prese quello che non contava nulla e diede da mangiare a 5.000 persone. Noi perdiamo tanto tempo nella nostra vita lamentandoci di quello che non possiamo fare, che questo è difficile, che il Signore è qua, che il Signore è là, cioè se uno facesse soltanto quel poco che deve fare, si abbandonasse a Dio e le dicesse tu fai il resto, a Lui gli manca quel poco e nulla che noi gli possiamo dare, come quella goccia d'acqua. Basta che uno si unisca a Lui e può fare qualunque cosa. Quando il sacerdote allora dice questa preghiera e dopo che ha aggiunto l'acqua al vino, dice un'altra preghiera nella quale lui deve fare un atto
di riverenza, un inchino profondo, e dice: umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Cioè il sacerdote in questo momento sta chiedendo a Dio che interceda per lui, che accolga la sua umiltà, che guardi la sua umiltà, che guardi la sua fragilità come quella goccia d'acqua, ma che accetti lo stesso quel sacrificio. E lo recita profondamente inchinato. In quel momento il sacerdote agisce non tanto come sacerdote in nome di Gesù, agisce come uomo, debole, fragile come quella goccia d'acqua, dove sta chiedendo al Signore che si ricordi di Lui e che non guardi i suoi peccati. Noi già dall'inizio della messa stiamo chiedendo perdono al Signore con il Confiteor, confesso a Dio Onnipotente, il Kyrie. Ricordatevi che abbiamo l'acqua benedetta all'ingresso delle chiese, dove le persone chiedono anche perdono al Signore. Prima la messa iniziava con il sacerdote che aspergeva il popolo, chiedendo perdono. Bene, il sacerdote chiede perdono. E anche un altro gesto per chiedere perdono e per purificarsi è il lavaggio delle mani. Lavami, o Signore, dice il sacerdote sottovoce, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Pensate che lui ha ripetuto con tutto il popolo: confesso, Kyrie, umili e pentiti, accoglici. Adesso un'altra volta fa lui un gesto, lui da solo, non è che lo fa il popolo, lo fa lui, dove si purifica le mani, chiedendo un'altra volta purezza. Nell'antichità sicuramente aveva anche una finalità pratica, aveva toccato tutte le offerte, che come abbiamo detto non era soltanto dei pani di vino, offrivano tutto, quindi sicuramente doveva pulirsi le mani per tutto quello che aveva toccato, ma è rimasto il carattere morale, dove il sacerdote si pulisce le mani, i diti che toccheranno quello che è il Santo dei Santi, e per indicare che lui più di nessuno richiede questo perdono di Dio, perché è quello che si avvicina di più a Dio. E perciò che, come dicevo, in tutte le chiese, adesso se voi andate a Roma o nelle chiese antiche, si trovano anche delle fonti nell'atrio della chiesa. A San Pietro, in piazza San Pietro, vedete 2 fonti. Nelle chiese antiche, nel corso principale di Roma, trovate delle chiese con delle fonti nell'atrio, cioè fuori della chiesa. I fedeli si pulivano le mani. Aveva un carattere pratico, però ha un carattere anche spirituale. Quindi già prima di entrare in chiesa cominciano a fare questi atti di purificazione che continuano all'interno della chiesa. Quindi questo è un dettaglio molto delicato, però indica con quanta delicatezza il sacerdote si prepara per toccare le cose sacre. E anche questo lavaggio delle mani le deve ricordare al sacerdote, indirettamente al popolo fedele, quell'atto tramite il quale Pilato consegnò Gesù, lavandosi le mani. Quindi il sacerdote deve chiedere che non gli accada a lui quello che gli è accaduto a Pilato, di non consegnare Gesù lavandosi le mani. Così come abbiamo detto che quando il sacerdote inizia la messa, bacia all'altare, quel bacio le deve ricordare che non deve essere un bacio di tradimento, come quello di Giuda. Qui un'altra cosa che le deve ricordare è lavarmi le mani. Non deve essere un atto di tradimento, di consegnare al Signore. Quindi, dopo che ha fatto tutto questo, dopo che si è pulite le mani, il sacerdote dirà quella frase che già
abbiamo detto l'altra volta, no? Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. In quel momento già si sono raccolte tutte le offerte, il pane, il vino, si sono offerte anche al Signore, e il sacerdote raccoglie anche la preghiera di tutto il popolo. E in quel momento il sacerdote prega per tutto il popolo. Prega per tutto il popolo affinché il Signore possa accettare l'offerta di tutto il popolo. Quindi finisce questa parte dell'offertorio, quando il sacerdote dirà davanti al popolo fedele: il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio per lode e gloria del tuo nome, per il nostro bene e di tutta la Santa Chiesa. No, tutto il popolo ripete, dopo che il sacerdote dice: pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio per la lode e la gloria del tuo nome, per il nostro bene e di tutta la tua Santa Chiesa. Vedete come il popolo riconosce che le mani del sacerdote sono le mani sacre. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. E riconosce come le uniche mani che possono toccare quello che è santo sono le mani del sacerdote. Perciò che la Chiesa ha insistito tanto nel fatto di comunicare sulla bocca e non soltanto nelle mani, perché avevano questa mentalità che nelle mani sacre erano quelle del sacerdote che potevano toccare il sacro. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio per la lode e la gloria del tuo santo nome, per il nostro bene e di tutta la tua Santa Chiesa. Quindi, con questa catechesi dobbiamo semplicemente ricordare l'importanza che ha l'offertorio e non lasciar passare questo segno che esternamente forse non ci dice nulla, è un segno importantissimo, dove si offre il pane e il vino, dove io mi devo ricordare sempre è il momento nel quale posso offrirmi me stesso, con tutte le mie intenzioni e con tutte le mie richieste. Ricordatevi, tutto quello che parte da laggiù scende, sale qui sopra, e quindi cercate che con il pane e il vino salgano anche le vostre preghiere, le vostre richieste, che quel pane sia impregnato dalle vostre richieste. Ricordiamoci un'altra cosa: noi siamo rappresentati, abbiamo detto, dall'acqua, il vino è il corpo e sangue di Gesù, uniti sono inseparabili e uniti possiamo fare grandissime cose. Ci vuole semplicemente abbandonarci nelle sue mani. E per ultimo ricordiamoci sempre, la messa non è solo un atto del sacerdote, non gli appartiene soltanto al sacerdote, è qualcosa che ci appartiene molto da vicino a noi stessi. Nel modo nel quale io partecipo alla Santa Messa è il modo nel quale io acquisirò delle virtù della Santa Messa. Diceva un padre, un compagno di Sant'Ignazio che si chiamava Padre Favro: così come sono le tue comunioni, così è la tua vita. Le tue comunioni sono tiepide, la tua vita sarà tiepida. Le tue comunioni sono fredde, la tua vita sarà fredda. Le tue comunioni non sono preparate, virtuose, pietose, e così la tua vita, mediocre. Quindi noi viviamo la messa almeno una volta a settimana, prepariamoci a vivere la Santa Messa bene, perché è il centro, il fondamento della vita del cristiano e soprattutto della nostra vita, che abbiamo deciso di portare avanti questo percorso formativo, che arriviamo semplicemente alla metà. Adesso dobbiamo ancora finire con quello che resta ancora la parte più importante. Chiediamo quindi a Maria Santissima la grazia che ci dia un amore profondo e sincero per la Santa Eucaristia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.